Al Pala 1, buon pomeriggio da Gianmarco Cerri, la seconda gara della quarta giornata della Lega Scuole Superiori, Vittorio Veneto e Agnesi United, le squadre che sono già, anzi, al centro del campo, agli ordini del direttore di gara, fra gli applausi del grande pubblico, che in realtà non c'è, però vabbè, immaginiamo che ci sia, così rallegreremo un po' l'atmosfera, consueti convenevoli, strette di mano, un'altra magia, Galizia, c'è fallo qua di Griffoni. Ma Galizia va via lo stesso, anche da terra, serve Marinoni, controlla Marinoni che calcia, incrocio dei pali. Galizia, posizione di sparo, Galizia, calcia, palo. Marinoni, punta la porta, Marinoni dentro per Agostino! Con il mancino, vantaggio Vittorio Veneto, grande azione, Galizia, Marinoni, Agostino, che calcia in maniera anche un po' sporca con l'esterno sinistro, battendo imparabilmente Cavallini sul secondo palo. Vantaggio Vittorio Veneto, più che meritato per quanto ho visto fino adesso. Controllo di Galizia, magari arrivano, Galizia dentro, ma che azione del Vittorio Veneto, Galizia dentro il pallone per Agostino. Dall'altra parte chiude tutto Griffoni, ancora Galizia, recupera il pallone, Galizia fa sedere tutti! Li ha fatti sedere tutti Galizia, 3-0 Vittorio Veneto. Alla Totti Galizia. Accarezza il pallone e manda tutti al bar, 3-0. Galizia con l'elastico, poi il pallone dentro per Nizzi Griffi che lo lascia lì a Cottatellucci. Vabbè, ma cosa possiamo dire qua? Elastico di Galizia, filtrante per Nizzi Griffi che fa sedere il portiere, serve Cottatellucci, 4-0 e tutti a casa. Spettacolo puro Vittorio Veneto. Mamma mia. Il cross Griffoni di testa mette a lato, gran cross di Balzarini, grande occasione anche per l'Agnesi però. Balzarini, pallone lungo, ma arriva il duplice fischio del signor Bianco che manda le squadre a riposo per qualche minuto con il Vittorio Veneto spettacolare, spettacolarmente avanti 4-0. Super Galizia, super spot. Parte Cosmacini che calcia benissimo e respinge alla grande Polizzotto, gran parata, gran botta di Cosmacini. Dribbling secco di Galizia, poi dall'altra parte la conclusione di Agostino sul fondo col mancino. Fuori di testa per Galizia. No vabbè dai, e poi il salvataggio sulla linea. Cascio Bailado. Conclusione di Dall'Oglio, gran parata di Polizzotto, bravissimo. Qua sul mancino di Dall'Oglio. E poi Galizia controlla con il petto, la gira alla grande per Cottatellucci di prima con l'esterno sul fondo. Che bella anche questa azione del Vittorio Veneto. C'è invece Nizzi Griffi. Arriva il triplice fischio del signor Bianco, finisce qui, finisce 4-0 per il Vittorio Veneto che trova la seconda vittoria stagionale, la seconda consecutiva. Super spot.